Al di là degli slogan, al di là del quella apparenza che è bellissima, perché Treviso è bellissima, però ci sono tanti argomenti che vanno affrontati per far diventare la politica una cosa alta, una politica con la P maiuscola, quella che la generazione dei politici che hanno fatto la guerra ci hanno insegnato. Un'agenda sempre più fitta, quella di Giorgio Denardi, a 24 ore dalla decisione che lo ha fatto scendere in campo per Casugana nella coalizione con Civici e PD che sfiderà Mario Conte. Di qui in avanti sono i giorni decisivi per mettere nero su bianco le liste e gli eventuali nuovi alleati della compagine chiamata a sfidare il blocco granitico del centrodestra. Una campagna elettorale entrata nel vivo e su più terreni, non solo quello su viabilità, pedonalizzazione, sicurezza e riqualificazione. Si offre poco ai giovani, si offre poco di attrattivo. Per me questo è uno dei punti sicuramente da sviluppare. Treviso non è una città per giovani, attacca l'imprenditore e la scarsa attrattività è generalizzata a causa di un'assenza di coordinamento vero. Manca completamente, secondo me, l'offerta culturale, sportiva, in genere, quindi artistica, mancano gli spettacoli, mancano i grandi eventi, certo. La città è veramente piena come dire, di interessi, di spinte interessi positivi, intendo, e di passione che va in qualche modo orchestrata verso un futuro che possa vedere integrate queste cose, non puntualmente gestite senza un minimo di coordinamento.